Resuri, in friulano, significa richiamare alla memoria, ricordare e insieme rinascere, risorgere, rifiorire. Sarà presentato martedì 3 maggio alle ore 11 a Roma, nella Sala Regina di Montecitorio, il documentario Resuri 1976-2016, 40 anni dal terremoto in Friuli, realizzato dall'Agenzia Regione Cronache della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la sede RAI regionale e con il contributo di Rai Teche. E all'improvviso esplode un'onda enorme. Terribile. Sono previsti gli interventi di Laura Boldrini, Presidente della Camera, di Deborah Serracchiani, Presidente della Regione, di Giuseppe Zamberletti, allora Commissario straordinario per i soccorsi, e di Diego Carpenedo, già Senatore della Repubblica, che negli anni della ricostruzione era consigliere ed assessore regionale. Il 6 maggio 1976, alle ore 21, ebbe inizio in Friuli una delle sequenze sismiche più forti e devastanti che l'Italia della seconda metà del XX secolo abbia mai registrato. La prima devastante scossa raggiunse magnitudo 6,4 della scala Richter, con un'intensità nono-10° grado della scala Mercalli. Moltissime saranno le repliche. Le più forti, con un'intensità che raggiunse quella di maggio, a oltre 4 mesi dall'inizio della sequenza, l'11 e il 15 settembre. Due fili del racconto per voci ed immagini che si snodano e si intrecciano tra passato e presente, ad iniziare da un libro testimonianza di uno scrittore, Aldo Barbina, impegnato allora nei soccorsi come dirigente del Corpo Forestale Regionale, che ripercorre i primi 7-8 giorni dell'emergenza. Giornate convulse dalle quali emergono però tutti i grandi temi a disegnare e prefigurare l'esperienza che il Friuli Venezia Giulia ha dovuto poi attraversare negli anni a venire. L'emergenza che si trasforma e da cui nascerà quella che sarà la protezione civile, le leggi nazionali e regionali che interpretano l'autonomia speciale, le infrastrutture che, ricostruite, apriranno il territorio allo sviluppo, il tessuto economico spazzato via, prima le fabbriche, poi le case, la solidarietà internazionale con il Friuli Venezia Giulia che da marginale scopre la sua posizione geopolitica. Alcuni frammenti del testo, narrati da Massimo Sommaglino, diventano, su pareti virtuali e spazi scenici, il racconto cronologico temporale sul cosa era il Friuli devastato e il cosa l'intera comunità ha saputo ricostruire. Importante è stato il recupero delle immagini filmate dall'archivio delle produzioni televisive, della redazione di ARC, dalle teche RAI, da raccolte di privati, con le voci e i volti di alcuni protagonisti. Da Antonio Comelli ad Adriano Biasutti, dai sindaci agli alpini, ai militari, ai vigili del fuoco, ai radioamatori che per primi individuarono le dimensioni del disastro. Nel repertorio storico anche le riprese girate a spalla con una 35 mm a colori da Giulio Mauri, diventate poi il film Friuli 6 maggio 1976. Protagonista diventa anche l'aula del Consiglio regionale con il presidente Franco Jacob, che ricorda il lavoro che le istituzioni iniziarono già dall'8 maggio, a 2 giorni dal terremoto, con lo stanziamento dei primi fondi, 10 miliardi di lire, per l'assistenza e la ricostruzione, esempio di risposta e reazione a una drammatica emergenza. Il modello Friuli, che infine Deborah Serracchiani, Presidente della Regione, analizza oggi a 40 anni di distanza. Il documentario, sceneggiatura e testo sono di Mariolina Enrico, fotografia e regia di Giorgio Gregorio, musiche originali di Giorgio De Santi, sarà disponibile su DVD gratuitamente per scuole, associazioni, biblioteche ed enti e potrà essere richiesto agli URP, uffici relazioni con il pubblico della Regione, nei 4 capoluoghi e a Tolmezzo.